Allora ragazzi, oggi vi metto in mezzo voi baldi giovanotti, ma ho una sorpresa per tutti, un'altra fascia di età. Allora, diciamo che la presentazione non è che mi ha fatto tanto piacere. Sono diversamente giovane. Ah, diversamente, va bene. Sì, vi dà più a noi, facciamo la pastiera. Il procedimento è questo qua: mezzo chilo di grano, mezzo litro di latte, un cucchiaio di sugna, mettiamo mezzo limone e lo mettiamo a bollire sul fuoco. Questa è una grossa novità perché parecchi fanno a scorzette. A scorzette e limone, Invece no, perché io la metto nella pasta frolla. Nel frattempo che si ricuoce il grano, noi facciamo l'impasto di ricotta e zucchero. No? Prova. È una crema. Le uova mascassate. Per il momento 4. Ecco qua. Questa è la pastiera della casalinga. E così si rende conto si ci non Bravo, tre. capito? Mi scassa lo scassa buono. Boom. Insomma. Voi donne siete più brave a scassare le uova, è la verità. Con la Parecchie terza? cose. Vai. Ne mettiamo solo un'altra. Ha voluto il direttore a cominciare a assaggiare. Passiamo all'impasto della pasta frolla. Quando senti impasto scatta Ecco in me qua. la deformazione professionale. 750 grammi di farina, mezzo chilo di burro, 250 grammi di zucchero, uovo, una sola. Piano da lavoro pulito, versate la farina, facciamo la famosa fontanella. zucchero nella fontana, qua. Iniziare e mano a mano aggiungiamo il burro. Come la pastiera della casalinga, tutto quello che fa la casalinga lo fa con amore e con le mani. Dopo che la signora ha fatto diverse telefonate, ha preso il suo caffè e si è fatta anche una chiacchiera con la signora là fuori, diciamo che il nostro impasto è pronto. Non è vero. Vado io? Sì, sì. Questo è il grano che l'abbiamo fatto raffreddare. Aggiungiamo cotta, zucchero e uova. Questo è l'aroma mille fiori che non deve mancare. Poi qua guarda. Allora, mo la storia di strisci. È una rispetta. A me a Rove con vacante la No, mette mette strisce. strisce, ok. In questo caso ne abbiamo fatti 7. Vabbè, comunque fateci sapere nei commenti perché sono mettersi 7 strisce. Venite appresso a noi, mettiamo nel forno. 180, 40, 45 minuti. Cottura lenta, dolce e mai aggressiva. La pastiera è pronta E certo che e va sfornata. Mo va pure completata. Ecco qua, ragazzi, fateci sapere nei commenti se questa ricetta vi è Non faccio piaciuta. sapere, ma assaggiare, com'è? Aspettate, non ci faccio sapere ancora niente. Com'è? Voi fateci sapere, tagliatemi una fetta. Voglio, replicate, ma non imitate, perché pure la pastiera della casalinga sa da saper fa.